Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il caso della ragazza di 20 anni scomparsa sul traghetto tra Genova e Palermo. Sul caso emerge un messaggio che la giovane avrebbe inviato a un ragazzo al quale era interessata, in cui confidava la decisione di farla finita. Il particolare rende ormai quasi certo che la ragazza si sia tolta la vita buttandosi dal traghetto. Il fratello di 16 anni aveva dato l'allarme ieri mattina perché al risveglio non aveva trovato la sorella in cabina. L'imbarcazione è stata controllata e sono tuttora in corso ricerche in mare. Le forze dell'ordine stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del traghetto. Un altro mistero è legato alla morte di Michele D'Amico, 63 anni, palermitano, trovato questa mattina senza vita tra i viali dell'ospedale civico di Palermo. Ieri l'uomo alle 6:30 si era presentato al pronto soccorso, era stato visitato e gli era stata fatta anche una TAC che non aveva evidenziato gravi problemi di salute. Attorno a mezzogiorno era stato richiamato ma non era stato trovato dagli infermieri, così la pratica era stata chiusa come allontanamento volontario dal pronto soccorso. Questa mattina il macabro ritrovamento. Secondo il medico legale il decesso risalirebbe a qualche ora prima. Sono in corso attualmente indagini. C'è un fermo nell'indagine sul caso della ragazza messinese violentata in un campus universitario a Torino. Si tratta di un minorenne cittadino italiano di origine centroafricana che è stato rintracciato dalla polizia. Il sospettato si sarebbe introdotto all'interno della residenza universitaria Paolo Borsellino sabato 30 ottobre e avrebbe abusato della 23enne. La vittima, dopo essere stata visitata prima dai medici del centro antiviolenza dell'ospedale Sant'Anna e poi da quelli delle Molinette, ha fornito un racconto dettagliato permettendo anche di recuperare il DNA del suo aggressore. Questa mattina gran parte d'Italia si è svegliata con nubi e temperature più rigide. Si tratta del cambiamento meteo già in atto e che si farà sentire con più decisione nelle prossime ore e nel corso di tutto il fine settimana. È infatti in arrivo una corrente di aria fredda direttamente da est, dai Balcani, che provocherà un brusco calo termico. Anche in Sicilia, specialmente nella parte settentrionale, le temperature massime potranno scendere anche di 7-8 gradi rispetto alle medie degli ultimi giorni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.